All'ingresso della chiesa, dalla Cappella dei Caduti, si accede al campanile. La prima parte, con scale a chiocciola in pietra, risale all'anno 1000. L'interno della torre campanaria è stato completamente restaurato, come testimoniano queste immagini. La ristrutturazione muraria è opera dell'artigiano Antonio Marotto di Arizzo, mentre la parte lignea è integralmente ricostruita dall'artigiano Agostino Podie di Belvì. Progettista e direttore dei lavori eseguiti nel 1999, l'architetto Giorgio Spigno di Cagliari. Da congegni centrali dell'orologio, i cui enti sono trasmessi sincronizzati sia alle lancette poste ai 4 lati della torre e sia alle campane per scandire le ore. Le belle campane risalgono rispettivamente Sa Campana Manna al 1605, Sa Campana Episcola al 1651, Sa Campana de Sagliedare al 1736, Sa Campana e Saghe 1855. In sottofondo ascoltiamo come in concerto gli armoniosi rintocchi dei Su Mesudie ad opera di Zigheddu. La visita si conclude ammirando Vesuvi in alto alla vista dell'ingresso al cimitero vecchio, purtroppo in splecco a Roma. Si vedono i tetti di Giaria. In ultimo, il nostro sguardo si sperde nella verata di Sualdu, immaginando, racconta una suggestiva quanto improbabile leggenda, di vedere ancora Santu Cristolu
che per convertire alla fede noi barbaricini predica, quasi fosse un pulpito naturale, dall'alto accoglie.